Oggi si è disputata la prima partita dopo la pausa natalizia. La SD Bolotonese ha incontrato l'Antes Tortolì, vincendo la gara con un 3-0 secco e definendo così meglio la classifica. Ci troviamo dunque seconde ad un punto di distanza dalla prima in classifica, che è lo Ierzu. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile proprio perché la disputavamo contro la terza in classifica e le nostre ragazze sono arrivate ben cariche. Durante i primi 2 set le ragazze sono state molto aggressive, infatti i parziali sono nettamente a nostro favore e questo ha permesso all'allenatore di far entrare anche le ragazze dalla panchina. Il terzo set abbiamo sofferto un po' di più, c'è stato un calo d'attenzione molto rischioso per noi. Per noi i cali d'attenzione sono rischiosissimi e accadono quasi sempre al terzo set, e invece poi le ragazze si sono riprese, chiudendo il match col punteggio di 3-0 appunto. Piccola nota di merito, io mi sento di farla per la nostra palleggiatrice Doriana Manconi, che da 3 anni ormai è palleggiatrice titolare e becca sgridate da tutti perché è un ruolo molto complesso, molto difficile. Nonostante la giovane età, lei lo porta avanti molto seriamente. Collezioniamo con questa 8 vittorie di fila e speriamo che questa prima vittoria sia di buon auspicio per tutto il 2015, insomma, per il campionato.